No, I'm not a writer. No dai, ma vuoi mettere adesso a cucinare così? Bellissimo! E dall'altra parte vedi, abbiamo il parco che dopo andiamo con cane pericoloso a fare le fotine, vero cane? Sì, è che non ho voglia di tirar fuori la reflex con sto freddo, casomai cane, CP, portiamo la macchina fotografica normale o no, ci facciamo i video con la GoPro e basta, dai, sì sì. E un'altra cosa, ovviamente in questi giorni che non ho la possibilità di avere l'acqua per lavare i piatti, eccetera, sto facendo tutte cose che diciamo non sporcano la padella o in modo da poterla riutilizzare o lavarla facilmente, e cose diciamo secche, no? Cioè tipo dai burger, piuttosto ho fatto, adesso mi faccio, c'ho una crema di ceci che mi sto tostando il pane da tramezzini in padella, vero cane? Mangiamo tutte ste robette qua, ma sì! Dopo digli che sì, rifacciamo l'acqua e facciamo tutte le nostre cose, tutte le robe, il mio bellissimo aggeggio, quanto l'ho desiderato. Allora, esteticamente non è proprio il massimo, però è il meno brutto che ho trovato. Era bello averlo in legno, hai capito, color legno. Non so, casomai lo rivestirò con la carta, perché anche la carta potrei rivestirlo. L'unica cosa non vedo qua, ma chi se ne frega. Sì, dai, potrei rivestirlo con la carta da legno. E tu da qua ti tiri fuori i bicchieri, uno e una due, e c'hai i bicchieri di carta, no? Di plastica. Chi hai visto, Amy? Hai visto un baù? Ah sì, la signora col baù che va nella neve. Hai visto il baù nero? No, Amy, non essere razzista. Anche se è un baù nero, è comunque un baù come te. No, stai tranquilla. È un bel baù. Ma no. Dopo andiamo a giocare. Cosa dici? No, Amy, dimmi. I cani neri a casa loro? Che cattiva che sei, Amy. Ma è sempre un baù. Cambia il colore del pelo. Ma è sempre un baù. Dimmi. Cosa? Baù? Sì. Ma sì, dai. Dio pon. Ma sì. Però per quanto riguarda la temperatura, qualcuno di tu si è preoccupato per il discorso caldo? No, assolutamente. Il gas non ha ghiacciato. Se ghiacciava ero già d'accordo con mia nonna per andare a dormire da lei, no? Quindi il gas non ha ghiacciato, anche adesso c'è un caldo, guarda che mi tolgo anche la felpetta, e la stufa è a, non dico al minimo, però è a 4 su 10, quindi assolutamente si sta da Dio. E ho messo il cappottino esterno, quello termico al camper, e anche interno, quindi quello esterno hai visto, quello completo che mi ha regalato l'amico Cesare Consorte, e quelli interni idem, me li ha regalati sempre lui, però sono a pezzi, sono i 3 pezzi e si sta veramente bene. Ho chiuso le bocchette dell'aria, l'aria del furgone dentro l'ho messa sul ricircolo dell'aria senza chiudere ogni singola bocchettina, che mi pare che non serve, cioè basta solo metterla sul ricircolo dell'aria, così entrano meno spifferi. Voilà, ah cazzo figata, pane tostato. Vero cane? E adesso vediamo com'è, abbassiamo un po' il fuocchetto che era altino e ci buttiamo il piccio di ceci. Che parfum! Amy! Ah cazzo, ho rovesciato fuori, porca di quella troia. Quale troia? Quella. Io direi però di aggiungere alla mia bellissima opera d'arte un po' di olio di oliva. Gli si ridà un'altra mescolatina che si amalgami bene mit olio di oliva. Olio tedesco, no non è tedesco, però ho voglia di dire ja per ripassare il mio tedesco, cioè tutte le parole che so, tipo ja e zwei Kugeln in Becca, 2 palline in coppetta. E poi un po' del sale, quello Faigo Professional che mi ha regalato la Vale. Sì, questo ci vuole, sto sale alle spezie aromatizzato. Basta, cosa dici cane? Ci vuole un po' di prezzemolo. Ma secondo me il prezzemolo ci sta sempre per il colore. Arca miseria. Ok, 3 quintali di prezzemolo. Abbiamo abbondato 6. E vabbè, dai. Adesso lo spalmiamo bene, che così non sembra 3 quintali. Che pappetta. Ma è buono in realtà, cioè a vederlo è la prima volta, che schifo. Cos'è? Hummus si chiama, mamma mia, che altro non è che una passata di ceci. Cioè solo la parola, capisci? Però l'ho provato con le gallette, freddo con le gallette, la prima volta, minchia che buono!
Cioè proprio anche come tipo cicchetto è eccezionale, ti bevi lo spritz o il vinello, questa roba qua è fantastico, cazzo. Sì, non l'ho mai mangiato per pranzo, però ho detto volevo cambiare, oggi ho detto facciamo sta roba qua, dai. Sei pronto CP? Andiamo? Dai! Tac, va volatili, va in alto, ma che roba, strapieno di occhi, di aironi, di tutto. Andiamo Amy, dai tata, oplè, va la neve, dai, oplè. Andiamo a scoprire la neve, vieni cane. Guarda aironi, guarda in acqua, guarda che roba, guarda, guarda in acqua. No comment, ma che roba. Guarda i roni, guarda di là. Hai visto Amy? Guarda che spettacolo, che roba mai vista! Incredibile! Amy! Guarda quanti! Bellissimo! Mamma mia! Ma che roba! Dai in acqua, mamma mia, mi fai vai in acqua sta qua! Che roba indescrivibili! È strapieno! Guarda che roba! Guarda i roni là, Amy, guarda quanti. Senti, guarda quanti. Occhio che vanno in volo. Eccoli, va, che spettacolo, ragazzo. Wow. Adesso abbiamo lo zoo fuori casa in giardino qua, eh. Hai visto l'Amy? Cos'è? Una foglia. Cosa hai visto adesso? Andiamo a rompere le balle agli aironi. Poveri aironi. Guarda quello lì, tutto duro, imbacchettato dal freddo, guarda. Lo vedi? È quasi qua, ma la GoPro lo fa vedere in monica, eccolo là. Arriva, ecco che adesso vola. Ciao, andato via. Amy, non ti vuole nessuno qua, hai visto? La fauna. Dice, noi qua con sto cane pericoloso non sopportiamo mica, eh. Guarda quanti. Che pagliazzo di cane, che il passero. Sta nevicando ora. Beh, si vedrà almeno la neve in GoPro, no? Almeno quella, ste GoPro moderne. È tutto un cacchio figata qua. Bello. Fa freschetto, noi andiamo dentro che CP non ha messo neanche il capotino pericoloso perché sembrava facesse meno freddo, invece no, fa freschetto. Ferma qui, sta qua, sti cani. Opla, che saltoni, opla, che smerdamenti al mio camperino, ma mai paura cane, non preoccuparti. Chiudiamo la porta, ciao neve, ciao. Ah, calduccio, Ah, che bel calduccio! Vero amore che c'è un bel calduccio qua, porca di quella troia! Metti le sabatine qua. Ah, che bello, cazzo. Ah, sì. Beh, ma guarda, sta caricando la batteria motore perché le batterie servizi sono piene. Quindi se sta caricando significa che non c'è neve sopra il pannello. Ok, caro CP, abbiamo mangiato e adesso... abbiamo mangiato. Tu hai mangiato? Porca di quella troia. Hoplai! Adesso andiamo, tapperiamo anche il guinzaglio, non si sa mai. Vieni, andiamo. Obla, la neve, cos'è quella roba? È la neve, gioia. Ma sì, dai, quella di oggi. Vedi. Wow, guarda che bello il giardino con la neve. Hai visto, Amy? Bello. Ci sono anche le barchette. La fauna è andata via tutta. Però, insomma, sta ancora nevischiando un po'. Allora noi progetti adesso per questi giorni ghiacciati. Allora la soluzione, intanto che io adesso non ho l'acqua, sarebbe stata andare con le taniche davanti al distributore dell'acqua, quello che qua a Jesolo è dietro la chiesa di Jesolo Paese, no? E lì costa 7 centesimi, 1,5 litri. Dice vabbè, cazzo se ne frega, per le emergenze mi riempio l'acqua così, riempio le cisterne, poi le svuoto dentro al contenitore del camper e via discorrendo, no? E però
Diciamo in questo caso, visto che da domani inizia a piovere, le temperature vanno su di un bel pezzo, vado da mia nonna domani sera che mi lavo, approfitto, mi lavo là e dormo dal coso, perché adesso ho il terrore del gas che finisce, dormo al distributore così sabato mattina mi sveglio, faccio il gas e poi il weekend sto tranquillo, perché l'ultima volta avevo trovato chiuso e insomma sono cagato duro, ho detto cazzo no, l'altra notte è il freddo, porca troia. Vabbè dai. E poi spero che me lo tengano, cioè me lo ridiano sabato, insomma, perché in teoria dovrebbero fare i lavori in 2 step. Adesso vediamo, insomma, casomai i pannelli il grosso magari lo montano sabato. Dopo io volevo montare anche un strafante che avevo preso su Amazon, che è praticamente un pannellino con le USB, l'indicatore del voltaggio della batteria e un 12 volt. Ma quello sarebbe comodo tipo vicino alla cucina, no? Che sei là quando chiudo il tavolino, è tutto piano, metto la roba a ricaricare. Quello mi sarebbe molto molto comodo. E sì, bello, lo metto ovviamente, però da vedere se lo mettiamo sabato questo o più avanti. Cane, stai cercando le tue amiche nutrie? Ma sono andate via, chissà col freddo dove sono. Ah no, un cazzo, ah no, sono le papere, le papere, l'amico a casa in GoPro non le vede, perché d'altronde ste GoPro qua purtroppo tante belle cose purtroppo te non le puoi vedere, cioè perché l'occhio umano comunque al buio si sa funziona infinitamente meglio di qualsiasi fotocamera e videocamera esistente sulla faccia della terra.